Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il Santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Lodate Dio, che troviamo al numero 13. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Abbiamo iniziato questo incontro con il Signore che vuole rendersi presente attraverso la sua parola e il suo pane e vino, che sono il nostro cibo, che ci donano la forza di camminare con la certezza di avere sempre Dio con noi. Abbiamo iniziato dicendo: lodate e cantate l'amore del Signore, perché Dio ha tanto amato il mondo da regalarsi suo Figlio. Oggi la liturgia ci mette innanzi la memoria dei santi angeli custodi. Non siamo soli, siamo sempre sostenuti dalla loro presenza. Sono i nostri amici, possiamo contare su di loro. Dio ha pensato a tutto, non vuole lasciarci soli. E oggi ricordiamo anche i nonni, la festa dei nonni, paragonabili agli angeli custodi nelle case. Sono sempre lì pronti, disponibili a sostituire, a riempire i vuoti, a essere presenti con i nipotini. Ecco, ringraziamo questa presenza bella dei nonni in tante case, perché non manchino mai queste persone meravigliose. Chiediamo perdono all'inizio di questo incontro di tutte le nostre paure e di tutte le nostre infedeltà. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive in tempio santo di Dio, Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che con ineffabile provvidenza mandi i tuoi santi angeli perché siano nostri custodi, dona a noi che ti supplichiamo
di essere sempre difesi dalla loro protezione e di godere in eterno della loro compagnia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. Così dice il Signore: ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, da ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Il mio angelo camminerà alla tua testa. Parola di Dio. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne. Sotto le sue ali troverai rifugio, la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli e di custodirti in tutte le tue vie. I suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri che eseguite la sua volontà. Alleluia, 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli
vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Ascoltando questa parola del Signore in questa memoria dei santi angeli custodi, viene da dire una cosa soltanto, una cosa sola, guardate: non ci è permesso, non possiamo lamentarci con Dio nei momenti duri, difficili e accusare Dio che ci ha abbandonati. Perché la parola di Dio è chiara. Ci rivela, ci dice che noi possiamo contare sempre sulla presenza di Dio nella nostra vita, nei momenti difficili, e contare sempre sull'aiuto, del Signore attraverso i Suoi angeli santi. Il Signore ce lo dice chiaramente che non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre. Sono tutte le immagini di pericoli, di difficoltà che si possono incontrare nella vita. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, ed Egli per te darà ordine ai Suoi angeli di custodirti, di proteggerti. Vedete, è un grande atto di mancanza di fede, di fiducia. Credere negli angeli custodi. Vedete, oggi la società, il mondo, la TV ci presenta tanti surrogati che si vorrebbe sostituire la presenza di Dio, il sostegno di Dio nella nostra vita, la presenza degli angeli custodi. E la società di oggi che cosa vorrebbe fare? Mettere al nostro fianco, per risolvere i problemi, le nostre paure, l'intelligenza artificiale, non si sa più cosa inventare per aiutarci a superare i nostri traumi, le nostre crisi, le nostre difficoltà. I santi invece ci rivelano, ci dicono che dobbiamo avere più fede e confidare nel Signore. Siamo nel triduo di preparazione alla festa di San Francesco e proprio ho voluto nelle fonti cercare come Francesco si comportava nei confronti degli angeli custodi, che fede aveva Francesco di Assisi. E le fonti dicono, il Celano ci fa sapere che San Francesco venerava col più grande affetto gli angeli che sono con noi sul campo di battaglia e con noi camminano in mezzo all'ombra della morte, tra le difficoltà della vita. Dobbiamo venerare, diceva San Francesco, questi compagni che ci seguono, ovunque ci accompagnano, e allo stesso modo invocarli come custodi. Insegnava che non si deve offendere il loro sguardo, né usare alla loro presenza ciò che non si farebbe davanti agli uomini. Se noi fossimo consapevoli di essere sempre guardati dagli angeli custodi, diventeremo un po' migliori, faremo meno cose brutte. E i santi ce lo insegnano, ci dicono questo, tenere a mente che siamo sostenuti, siamo guardati con tenerezza da queste presenze meravigliose che il Signore ha inventato di metterci accanto per manifestare questo suo amore. E proprio in preparazione alla festa di San Francesco c'è un fioretto molto bello che ve lo voglio leggere, raccontato da San Bonaventura. Una volta il santo
prostrato da molte malattie, sentì il desiderio di un po' di bella musica. Non aveva il telefonino, non c'erano gli strumenti di oggi, voleva sentire una bella musica. Anche i santi, vedete, hanno questi desideri belli, puliti. Una musica che gli ridonasse la gioia dello spirito, perché era un po' depresso. Convenienza e decoro non permettevano che ciò avvenisse ad opera degli uomini. E allora intervennero gli angeli, compiacenti a realizzare il suo desiderio. Infatti una notte, mentre vegliava in meditazione, improvvisamente sentì una cetra suonare con un'armonia così bella, meravigliosa, una melodia dolcissima. Non si vedeva nessuno, ma si avvertiva benissimo l'andare e venire del citaredo dal variare del suono, che ora proveniva da una parte e ora dall'altra. E si sentiva questa musica che arrivava da non so dove. Rapito in Dio, a quel canto melodioso, Francesco fu invaso da tanta dolcezza che credette di morire, di trovarsi nell'altro mondo. Ecco, vedete, queste testimonianze ci aiutino ad avere sempre più fede, ecco, a camminare sempre con più serenità, con più sicurezza, ad avere meno paura, perché c'è un sacco di gente che viene a dire: padre, ho paura, ho paura che quella persona mi abbia fatto del male, ho paura di un sortileggio, ho paura del mondo, ho paura della malattia, ho paura. Ecco, è allora che questa memoria ci aiuti a rasserenarci e a dire: ma no, Dio mi vuole un sacco di bene e non mi lascia mai solo. E facciamo tanti auguri ai nonni. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo in onore dei tuoi santi angeli e fa che per la loro continua protezione siamo liberati da ogni paura e pericolo e giungiamo felicemente alla vita eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande e quanto ci vuoi bene, al di sopra di ogni creatura, per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, la moltitudine degli angeli celebrano la tua grandezza di amore e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, benedictus venit in nomine Domini. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Hosanna, Hosanna in excelsis. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Giorgio, e nella tua misericordia di tutti i defunti.
ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo, San Francesco, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. E confidando sempre in questa presenza di Dio che mai ci lascia attraverso i suoi santi angeli, preghiamo come ci ha insegnato Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo di Cristo, mi restituisca per la vita eterna. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Dammi fede, retta speranza,
potente, dolce forza del tuo amore. La mente mia da tutte le cose, perché io muoia per amor tuo, come tu moristi per amor dell'amor mio. Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio, dammi fede, retta speranza, certa e carità perfetta. Dammi umiltà profonda, dammi senno e conoscimento, che io possa sempre servire con gioia i tuoi comandamenti. Preghiamo. O Padre, che in questo sacramento ci doni il pane per la vita eterna, guidaci con l'assistenza degli angeli nella via della salvezza, della pace. Per Cristo nostro Signore. Senda la benedizione di Dio su tutti voi e soprattutto che benedica tutti i nonni del mondo che fanno un sacco di bene e ci ricordano con la loro vita la disponibilità, il dono di sé, il sacrificio, ci ricordano il lavoro. Ecco, che il Signore benedica tutte queste persone. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E che San Leopoldo ci protegga sempre. Andate in pace. Ave Maria. Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi. Io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi. Quando hai udito che tu non saresti più stata tua, e questo figlio che non aspettavi non era per te. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Io vorrei tanto pensare da te, se quando era bambino tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui, e quante volte anche tu di nascosto piangevi, madre, quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso per noi. Ave Maria, Ave Maria.
prezzi al costo fino al 15 ottobre nei supermercati Ali e Aliper. Un esempio? Latte UHT Vivi digeribile 3 valli senza lattosio da 1 litro a soli 99 centesimi. Fare la spesa insieme può trasformarsi in un momento semplice da condividere che unisce tutta la famiglia. Prodotti freschi e locali, offerte pensate per risparmiare e tutta la qualità di cui ci si può fidare. Ali migliora la vita. Zanatta Vetro a Montebelluna. Siamo costruttori di scale in vetro e in acciaio. Fabbrichiamo cappottine in vetro e acciaio. Per la tua casa pompeiana in legno ed acciaio complete di struttura e vetro di sicurezza antisolare. Tutto chiavi in mano, tutto su misura e con garanzia Zanatta. Ed ecco Vanità, la lastra di vetro blindato per sostituire le orrende grate delle bocche di lupo, rendendo la tua casa unica. Scegliete Zanatta Vetro a Montebelluna da più di 40 anni. Solo alla Brix 2 offerte così. Da lunedì a venerdì un buono sconto da 5 euro che spendi nel weekend e tantissimi prodotti maxi formato come fette biscottate e mulino bianco a 1,99 euro. Brix, fatti furbo, vieni Quix. I love you Brix. Cari telespettatori, siamo con CGIL Padova e in modo particolare con il segretario confederale CGIL Padova, Liune Badara Iop. Ben arrivato. Grazie dell'invito. Diamo 2 parole di spiegazione dal vostro punto di vista delle ragioni dello sciopero proprio territoriale che c'è stato organizzato per la pace a Gaza. Che cosa ha mosso gli animi?